Penso che il sindaco stia conducendo una battaglia di civiltà, questo è un luogo patrimonio dell'umanità intera, a salvaguardia di tutto e fruibile a tutti e quindi credo che quello che lui si è portato avanti è condivisibile. Siamo oggi qua, è inutile ripetiamo quello che ha detto il sindaco, vogliamo la Scala dei Turchi libera. Soltanto un aneddoto storico, caro. Il nome della Scala dei Turchi in effetti è Punta Maiata. Cosa significa Maiata? Maiata significa dall'arabo bayat, significa bianco, per cui la Scala dei Turchi ha il suo nome in quanto gli arabi la chiamavano, la definivano col colore. Bayat, da Bayat Maiata, oggi si chiama Scala dei Turchi. È stata sempre libera e sempre libera deve rimanere, nel rispetto della normativa vigente e di quella che è l'unica caratteristica può avere, il sito di interesse comunitario già definito dalla Commissione europea. Siamo qua insieme al sindaco di Realmonte, insieme all'amministrazione di Realmonte, insieme ai cittadini di Realmonte per ribadire che la Scala dei Turchi appartiene all'umanità, appartiene a tutti e non può essere di un privato sotto la guida di un privato. Questa è una battaglia che stiamo conducendo perché un bene così straordinario non può che essere sempre appartenente alle persone e a tutte le comunità. Ritengo che la Scala dei Turchi vada difesa sotto ogni profilo, in quanto non è un bene che appartiene solo al comune di Realmonte, ma noi stessi con i pacchetti turistici che costruiamo lo riteniamo anche un bene nostro, perché con i pacchetti turistici tra le due attrattive principali, oltre alla meravigliosa Valle dei Templi, mettiamo anche la Scala dei Turchi. La nostra presenza qua testimonia un grandissimo interesse in proposito. Noi non siamo schierati per l'uno o per l'altra parte, sicuramente siamo schierati per la tutela e la valorizzazione e soprattutto la fruizione della Scala dei Turchi.